Una volta che hai definito il tuo obiettivo professionale e scritto il tuo curriculum, adesso è importante definire la strategia di ricerca per far presentare il tuo progetto nel mercato del lavoro. Qual è la migliore strategia da mettere in campo? Per massimizzare le tue possibilità di trovare lavoro è utile che utilizzi più strategie diverse, il sistema attivo da un lato e il sistema passivo dall'altro. La strategia di ricerca attiva consente il massimo dell'iniziativa personale e di creare un messaggio personalizzato e mirato. Si tratta da un lato di andare ad intercettare quella domanda latente che è presente nelle aziende e che non sempre sfocia in una richiesta di lavoro. Si tratta quindi di autocandidarti in quelle aziende che hai definito quando hai costruito il tuo obiettivo professionale. Dall'altro lato si tratta di attivare una rete di conoscenze utilizzando un approccio spontaneo, con autocandidature, lettere di presentazione o la classica telefonata. Il sistema passivo ti lascia poco margine di manovra e riduce la tua iniziativa personale, ma non per questo non va trascurato. Ti ritroverai a rispondere alle inserzioni che trovi sul web, a fare un elenco di tutte le agenzie che si occupano di recruiting e mandare periodicamente il tuo curriculum, a ricercare annunci sui quotidiani o su portali specializzati. Ricorda che non esiste una ricetta magica per questa tipologia di ricerca, né dovrai utilizzare tutti gli strumenti in una sola volta, ma la chiave del successo è nella modalità con cui utilizzi questi strumenti. Ecco 3 consigli per te. Dedica del tempo alla rete delle conoscenze. Avrai rapidamente dei risultati. Per essere efficace, cerca di inviare almeno 15-20 mail alla settimana riguardanti le autocandidature spontanee. Dopo un breve periodo riuscirai ad ottenere i primi risultati. Tieni presente che il tempo che può intercorrere dal momento in cui invii la tua risposta ad un'inserzione al colloquio e alla successiva assunzione può variare da azienda ad azienda.